Nei giorni scorsi a Casablanca la Gendarmeria Reale del Marocco ha tratto in arresto i latitanti Patrizio Forniti e Monica Montenero, attivamente ricercati dal 3 luglio del 2024 a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal Tribunale di Roma nell'ambito del filone apriliano dell'indagine denominata Assedio, eseguita dal centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Roma con l'aiuto del competente reparto territoriale dell'Arma dei Carabinieri e culminata nell'arresto di 25 persone, oltre che nello scioglimento del comune pontino. L'uomo era inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi, essendo ritenuto il capo dell'organizzazione mafiosa che porta il suo nome. La Direzione Distrettuale Antimafia Capitolina ha già avviato le procedure per l'estradizione della coppia, che è stata trovata in possesso di falsi passaporti svizzeri. Le operazioni sono supportate dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ambito progetto ICAN, e dall'esperto per la sicurezza in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Rabat, in quota Direzione Centrale per i servizi antidroga.